Buonasera fratelli, buonasera sorelle, ospiti della Chiesa di Treviso, benvenuti. È insieme a voi che noi vogliamo salutare il 2015 ricordando i momenti più significativi, più delicati anche, che abbiamo vissuto insieme. Ministero importante e attivo è il Ministero dei bambini, preadolescenti e adolescenti. E di tutto questo ce ne parlerà Stefano e Alessia. Ciao Chiesa, siamo responsabili del gruppo preadolescenti e adolescenti. Oggi siamo quasi 15 ragazzi che li troviamo molto bene, molto bravi, che vengono ogni sabato con le Bibbie in mano, e vedere un gruppo così disinvolto non fa altro che piacere. Vi ringraziamo, cogliamo l'occasione per ringraziare voi genitori che li portate e aspettate o trovate un modo di riprenderli dopo 2 ore, 2 ore e mezza. Speriamo quest'anno raggiungere un numero ancora più alto, sempre con il vostro appoggio e aiuto. Forza ragazzi! Chiesa, anch'io voglio aggiungere. Noi come bambini siamo qua ogni domenica a imparare la parola del Signore. Quest'anno abbiamo cominciato il nuovo programma e io voglio, avendo questa opportunità, voglio ringraziare le persone che ci aiutano a tradurre questo programma, che ci aiutano con questo lavoro. Voi vedete i bambini, stiamo crescendo, stiamo insieme imparando la parola del Signore, facciamo il campeggio, passiamo bene il tempo insieme e vogliamo continuare così, vogliamo crescere ancora di più davanti al nostro Dio, vogliamo che anche altri bambini si aggiungano alla Chiesa e con bambini le loro famiglie. Grazie Chiesa. E come non poter menzionare il Ministero delle Coppie, forse tra i primi ministeri. E uno tra i responsabili è il nostro Nicolas, che non mancherà anche lui di tracciare un bilancio di quello che è stato e progetti per il futuro. Ciao Chiesa, abbiamo fatto tante attività con il gruppo di coppie in questo 2015, abbiamo fatto incontri, cene insieme a tanti fratelli, bello vedere tante coppie insieme, soprattutto tante coppie nuove che non facevano parte di questo gruppo. Vediamo proprio la grandezza del nostro Dio che si manifesta in mezzo anche a questo gruppo. Abbiamo fatto quest'anno, nel 2015, un incontro a Tesero, in montagna, col pastore Franco Bosio, che ha introdotto un argomento molto interessante che inizieremo a lavorare nel 2016, gettando le fondamenta, come gettare le fondamenta nella nostra famiglia. Ed è questo il grande progetto che abbiamo per il gruppo delle coppie. Come gettare le fondamenta nella tua famiglia. Ti aspettiamo da gennaio che inizierà questo corso, e una settimana sarà qua a Treviso e la seconda settimana sarà a Conegliano, ma penso che Dio farà grandi cose in mezzo a noi. Ed è questo quello che ci sta chiamando a fare il nostro Dio, imparare a gettare le fondamenta nella nostra famiglia. Gruppo delle donne, ministero attivissimo e ben inserito. Una delle responsabili è la nostra Astrid, che non mancherà di raccontarci tutto ciò che è previsto per il 2016. Ciao a tutti, vorrei ringraziare per primo Dio per questo bel anno che abbiamo avuto come gruppo delle donne, e ringraziamo il Signore perché a maggio abbiamo avuto il nostro primo convegno delle donne. Eravamo 40 donne imparando come rallegrarci sempre nel Signore, e anche abbiamo avuto i nostri incontri stagionali, e anche adesso a novembre abbiamo avuto il nostro mercatino di Natale con tante belle cose. Il nostro obiettivo è stato raggiunto, che è raggiungere il più numero possibile di donne che non conoscono Gesù. È stato bellissimo perché avevamo avuto più di 40 donne che sono state colpite con la parola del Signore, e per il prossimo anno auguriamo che sia veramente una benedizione e che possiamo fare il nostro secondo incontro delle donne, convegno delle donne. Non sappiamo adesso proprio il locale, però lo faremo se Dio lo vuole. Grazie a tutti e continuate a pregare per noi. Appuntamento importante il 31 gennaio, insediamento del pastore ausiliario Alessandro Sanfelici. Il pastore ha già lavorato con noi tutto il 2015 ed è per questo che ci traccerà un bilancio di quella che è stata la sua attività con noi. Amati fratelli,
per prima cosa io voglio ringraziare la comunità Battista Agape di Treviso che mi ha dato l'opportunità già da un anno di lavorare con i fratelli e le sorelle in questa bellissima chiesa, e io voglio sviluppare questo ministero insieme a voi con tanto amore, con tanta dedizione, perché veramente riconosco che il Signore ci ha chiamati qua per lavorare con voi. In questo anno che sono stato qua con voi, io ho visto il Signore fare tante cose. Prima di tutto lavorare tantissimo nei gruppi di studio che si dislocano in tutta la provincia e qua a Treviso in città, una crescita veramente bellissima dei gruppi, sia nell'unità sia nella maturità della leadership, e per me è stata una grande soddisfazione vedere questo cammino che i gruppi hanno fatto insieme. E poi è stato bello vedere anche come il Signore ha operato negli studi, nei moduli di studio biblico che abbiamo dato qua durante tutto il 2015, specialmente per lo studio del Vecchio Testamento e del Nuovo Testamento, e la frequenza è stata molto buona, quindi questo mi ha incoraggiato a vedere che i fratelli hanno veramente desiderio di conoscere sempre più a fondo la parola di Dio. È stato bello vedere anche la nascita del lunedì di preghiera, in cui una volta al mese noi ci troviamo e predichiamo la parola di Dio, ma soprattutto noi preghiamo insieme. La comunità ha risposto molto bene a questo evento, e quindi la nostra speranza è che la preghiera ogni giorno di più diventi una colonna, un pilastro della nostra comunità. E abbiamo veramente tante sfide anche per il 2016, no? Abbiamo dei moduli di studio di teologia che vogliamo sviluppare durante tutto il 2016. Uno di questi per esempio è lo studio dell'Apocalisse, poi probabilmente studieremo anche un modulo di storia della Chiesa, e vogliamo veramente vedere tutti i fratelli, tutta la comunità coinvolta in questi eventi, perché veramente sarà un'occasione di crescita insieme, e sicuramente noi arriveremo alla fine dell'anno prossimo con un bagaglio spirituale molto più ampio per poter testimoniare della nostra fede, del Vangelo a chi non lo conosce, con un bagaglio veramente molto fornito. Grazie ancora a tutti e buon lavoro per il 2016. Importantissimo il Ministero della Lode e dell'Adorazione. La responsabile nostra è la nostra Isaura, e a lei la parola per raccontarci tutto ciò che è accaduto e tutto ciò che organizzerà nell'anno a venire. Amata Chiesa, vogliamo solo dire grazie al Signore per questo anno meraviglioso che ci ha donato e ci ha condotto alla gioia, ai canti, ai ringraziamenti, alla lode del suo nome, insieme nelle difficoltà e anche nelle vittorie. Quest'anno in particolare abbiamo per cui gioire. Cominciamo a vedere i frutti dei lavori fatti nelle case di riposo, all'ospedale, negli incontri, nei concerti. Sono tante cose bellissime che abbiamo potuto fare insieme, quale posso dire grazie Signore per rendermi partecipe di questo. E adesso in particolare io dico grazie Signore perché posso vedere, ho il privilegio di vedere i frutti di quello per cui noi lavoriamo e stiamo insieme. Una caratteristica di questa Chiesa, la musica, la gioia, la lode sincera, vera, e vedere anche che i nostri bambini crescano e soprattutto loro vedono la mano del Signore nelle cose che stanno facendo. Un grande privilegio. Grazie Signore perché i frutti delle case di riposo erano già qua domenica scorsa. Grazie Signore perché all'ospedale Lui ti ha fatto vedere come le persone hanno bisogno di ascoltare il messaggio semplice che abbiamo dato. E quel dirigente lì dell'ospedale ha detto tutti gli operatori medici hanno bisogno di ascoltare questo messaggio. Noi abbiamo bisogno di questo messaggio, invitandoci ancora una volta. A Vigevano 2 persone presenti al concerto alla sera, sta già frequentando alla chiesa lì che abbiamo incontrato e lavorato insieme. Che meraviglia questo! Questa è la cosa importante e possiamo lodare il Signore in questo giorno e dire grazie per questo dono, grazie perché tu ci hai
permesso di lavorare insieme a te, di collaborare con la nostra vita, il nostro talento, la nostra gioia, con i nostri bambini, con i nostri strumenti al tuo piano. Grazie Chiesa, grazie carissimi bambini, famiglie, adolescenti, giovani, adulti, che insieme, perseveranti ogni domenica, nelle difficoltà e nella gioia, lavoriamo insieme. Dio vi benedica. E per finire, non possiamo non dare la parola al nostro caro pastore Caio, che ci racconterà e ci darà le sue considerazioni finali. Come è bello vedere quello che Dio sta facendo con la sua Chiesa. Un altro anno finisce, un altro anno con vittoria, un altro anno con tanti combattimenti, ma è bello vedere un popolo di Dio che è sempre pronto a delle grandi conquiste. Questo anno vorrei lasciare con la Chiesa il testo di 1 Corinzi capitolo 16, versetto numero 9. Perché qui una larga porta mi si è aperta a un lavoro efficace e vi sono molti avversari. L'opera di Dio si fa con avversari, l'opera di Dio si fa con combattimento. L'opera di Dio si fa combattendo con un nemico che vuole distruggere quello che Dio sta cercando di fare. E la nostra Chiesa può avere questo, non superbia, ma questo orgoglio santo di che sta facendo l'opera di Dio con tanta forza, con tanta determinazione, e impegno e responsabilità. 2 anni fa abbiamo messo i piedi a Padova e quest'anno già stiamo mettendo inserendo i nostri piedi a Conegliano, per dimostrare che la Chiesa di Dio sta si aprendo e avendo la visione di propagare, di fare crescere l'opera di Dio ovunque sia. Perciò oggi noi finiamo quest'anno con tanta gioia, perché nonostante l'avversità stiamo combattendo, stiamo vincendo, stiamo conquistando. Vogliamo continuare in questo servizio e è bello sentire tutto questo rapporto, questa testimonianza dei ministeri, è bello sentire tutto quello che Dio ha fatto con i nostri piccoli, con il gruppo delle donne, giovani, preadolescenti, adolescenti. È bello vedere tutto quello che Dio ha fatto con la nostra leadership e con tante persone, perché stiamo con una sola visione, proclamare il nome di Cristo e vedere che questa Italia, questo Veneto possa ginocchiarsi davanti a Cristo Gesù e riconoscere che solo a Lui la gloria. Buon 2016 e camminando assieme e sempre pronti a servire Dio. Amém. Dio ti benedica.